C'è un dato di fatto, invece c'è arrivata la notizia davvero pochi minuti fa, non ce l'ha fatta purtroppo Francesca Carrer, la donna di 45 anni che era stata coinvolta in un gravissimo incidente sabato mattina in via Villa d'Arco a Cordenons. Queste erano le foto che avevamo mostrato. Ha combattuto come una leonessa, però purtroppo non ce l'ha fatta. La notizia ci è arrivata proprio pochi minuti fa in redazione. Le più sentite condoglianze ovviamente alla famiglia. Allora, io do il ben ritrovato a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP e Polizia di Stato. Tra altre cose le conosceva, mi sembra di capire, Sì. Francesca Carrer, no? Beh, Amici ovviamente. non soltanto, diciamo così, social, Sì, ma anche proprio sì, ci si nella vita scriveva, di tutti i tanto giorni. buonasera, ben ritrovati. Ed è triste, è inutile dire condoglianze alla famiglia quando la persona che conosci non c'è più, chiaramente ci si stringe intorno Al dolore. al dolore, alla famiglia e alla sorella, la Michela, che oltre a essere una mia collega è una mia iscritta da tanti anni, che presta servizio a Pordenone, e quindi alla Michela mando un bacio per questa tragica notizia, perché insomma erano più che sorelle, basta dire sorelle, ma erano molte amiche, soprattutto perché la Francesca era una sportivona ed era una ciclista che insomma condivideva questa passione con tutti noi, insomma, in particolare con tutti gli amici a cui piace l'eroica, che è una modo di pedalare con biciclette antiche, e quindi anche lei collaborava con biciclette di epoche passate, Tra altre ed era cose, una mi dicono che lei grande aveva pedalatrice. Io l'ho vista. una Colnago, una bicicletta Sì, Colnago sì, che sì. lei in maniera affettuosa chiamava Colni, come Sì, fosse sì, insomma sì, sì, la sì, sua beh, bimba, chiaro, no, di chiaro, fatto. chiaro. Io l'ho vista la settimana scorsa, perché lei, oltre a pedalare, correva a piedi, quindi l'avevo incontrata in pedemontana, io ero in bicicletta, lei correva, ci siamo salutati. E il destino ci aspetta, è segnato, non lo sappiamo, non è che abbiamo la sfera magica, e non è quello che è più tragico è che non è una malattia che l'ha portata via, e come ha detto la Michela poco fa su una pagina del social, ha scritto la Francesca ha finito la sua carica, e se ne va perché è come una carica di un telefono che si spegne improvvisamente. Quello che invece voglio dire, non dobbiamo dimenticare la sicurezza sulle strade. Quando dico che non c'è sicurezza sulle strade, perché in particolare poi vediamo la tragica strada che ha portato via che ha spezzato la vita di una ragazza che un mese fa, neanche, esattamente il 17, ci eravamo fatti anche gli auguri su Facebook per il suo compleanno, quindi una persona tragicamente, ripeto, scomparsa con il sorriso sulle labbra, quello che ricorderemo tutti. Ma il problema è la sicurezza, dicevo, sulle strade. Noi abbiamo, guardi, parlato al telefono quando ancora la situazione non era precipitata, ne ho parlato con la mia segretaria a Pordenone, la Nadia delle Vedove, che è intervenuta per prima, perché è successo davanti casa sua, è Stiamo stata parlando di via Villa svegliata d'Arco, a no? Villa d'Arco, è stata svegliata da questo grande botto,
E dico che nel particolare quando io alle 9 l'ho chiamata, come faccio di mattina e chiamo la segretaria per sapere se ci sono novità, mi ha detto guarda sono andata a dormire adesso perché alle 7:30 sono stata svegliata da questa botta e c'è stato un incidente di fronte a casa mia e c'è una ragazza che insomma hanno portato via con l'elicottero. E ho detto ma così a titolo informativo sai come si chiama, chi è? E c'è ma una certa Francesca Carrer. Ho detto come Francesca Carrer? No? E mi ha detto sì, una Francesca Carrer. E ho detto ma quanti anni poteva avere? Tu l'hai vista? Ma non lo so, però Una mi pare che sia. forse. Sì, poi mi ha detto in particolare che sentiva i vigili che intervenivano sul posto, dice mi pare che sia del 74. Ho detto ma Vuoi vedere che... non è che ci dobbiamo mettere in allarme perché guarda che lì così così abita. Però giustamente io non sono di Cordenons, però lei mi ha detto guarda dire Carrera a Cordenons è come dire Colussi a Casaccia. E quindi è morto tutto lì, poi nel corso della giornata sono stato avvisato insomma che Le condizioni erano gravissime, gravissime, purtroppo, la sua vita gravissime, era appesa a un anzi filo. c'erano brutte notizie Certo. che arrivavano già nel pomeriggio e ci siamo cascati dentro. Poi sono state smentite Ma fortunatamente, fino a notizia ma purtroppo di qualche ora notizie fa. che arrivavano dall'ospedale, Certo. cioè vergognosamente notizie così che non Certo. vanno sentite. Senta, dottor Padrone, volevo dire- purtroppo, ecco, la domanda, purtroppo ha sentito, sono sempre più incidenti ma stradali, certo, perché drammatici. Ieri guardi, sera allora uno- queste sono condizioni che non si augurano a nessuno chiaramente, perché mi pare che la persona che poi ha causato questo disastro pare corresse, ha perso il controllo dell'autovettura, quella. Però se lei si fa un giro in macchina, guardi che veramente vediamo delle situazioni, le sembrerà strano, ma anche se lei va con la bicicletta e il motorino, è morto un ragazzo, il papà di un altro corridore, anche lui stesso corridore, a Mira, sabato, venerdì, c'è una macchina, doveva attraversare e superare uno stop, guarda a destra, non guarda a sinistra arrivava un cicloamatore spiaccicato, morto, che chiaramente... Stamattina a Viale Grigoletti a Pordenone è stato investito un consigliere comunale di Cordenons, per Ah, fortuna ecco. da una macchina, Ecco. era in bicicletta, per Ecco, fortuna ecco. nulla di grave, Allora, però basta poco. c'è, principalmente ci sono strade come quella dove noi interverremo con il sindaco tramite gli abitanti, i residenti di quella via, ne ho già parlato ripeto, con la mia segretaria, perché quella strada, è peccato che stasera non c'è nel suo parterre, non c'è il sindaco che è sempre qui presente di Cordenons, perché quella è una strada dove la gente corre oltre al limite di velocità. E io pregherei lei come direzione di Telepordenone che si facesse capo di questo nostro appello. Quella è una strada pericolosissima. Bene, mettono questi dissuasori, ma signori miei, parliamoci chiaro, lo sanno tutti che quei dissuasori non hanno nessuna telecamera. Una volta lei. sì, certo. Allora, se sono stati messi lì solamente per far vedere che sono stati spesi dei soldi, questo mi dà fastidio, perché la condizione del limite di velocità deve essere rispettato. Poteva uscire un bambino, allora la fatalità tante volte esce da un animale, l'abbiamo visto, l'ho visto anche con i ciclisti, passa un animale, è preso l'animale, è morto il ciclista, perché l'animale magari, se parliamo di caprioli, questa è la vede in preview, questa, eccola lì, Francesca Carrera che ci ha lasciato purtroppo. sempre col sorriso sempre con la sulle bicicletta, labbra, sì, sempre. sì. Vedete l'abbigliamento di chi ha un abbigliamento dell'eroica, cioè di biciclette di vecchia data, e lei era appassionata, aveva fatto adesso un giro in Slovenia da sola, proprio amava. Qualche mese fa in Toscana era andata, Sì, perché c'era la certo. famosa gara. Quindi le strade devono essere controllate. D'altronde, signori miei, sembra che si faccia apposta quando noi gridiamo che non c'è più un controllo, non c'è più polizia. Sulle strade, in autostrada troviamo la pattuglia,
ma sulla strada non riusciamo a garantirla. La volante fa un servizio di pronto intervento, i carabinieri anche, i vigili hanno meno personale per poter fare i controlli e in qualche maniera si deve risolvere questo problema. Cioè, ripeto, mettere quei Velotech quando 2 persone si accorgono che dentro non c'è più la telecamera fanno ridere. E lì è la stessa cosa, direttore, cioè, non metteteli, no, si devono spendere quei soldi nella sicurezza e si mettono quelle cose, ma ci prendiamo in giro oppure va bene così? Perché se va bene così a me non va bene. Poi se si dice dovevamo comprarli e mettere, è come mettere le telecamere, poi andiamo perché ci serve per capire, identificare magari una macchina che è scappata per una rapina, ci sono ma non funzionano. Cioè, allora, o ci prendiamo in giro, ripeto, oppure va bene così. Se va bene così, va bene a voi, non va bene a me, direttore. E ripeto ancora, oggi abbiamo perso un'amica e mi stringo ai sincere condoglianze. Grazie, grazie davvero a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Dopo una breve tregua torna il maltempo, previste forti piogge per la giornata di domani, allora il prossimo servizio.